Salve a tutti, parliamo adesso di attrito su un piano inclinato, però guardate prima l'altro video sull'attrito in generale per capire meglio. Quindi abbiamo un piano inclinato con l'angolo di angolo alfa e abbiamo un corpo su questo piano inclinato. Questo corpo avrà un suo peso, una forza peso che è sempre verticale. Però noi possiamo, invece di parlare a forza peso, possiamo parlare di due sue componenti. Possiamo scomporre la forza peso in altre due forze che avranno come risultante proprio la forza peso. E come facciamo? Da qui dobbiamo andare. Allora, queste componenti dobbiamo dare anche due direzioni per queste componenti e chiaramente una direzione sarà quella parallela al piano inclinato e l'altra sarà perpendicolare al piano inclinato. Quindi una volta determinato tutto questo, noi dai due estremi del vettore peso tiriamo linee parallele perpendicolari al piano inclinato e quindi facciamo questo disegno qua. Abbiamo questa forza e questa forza, il loro risultante è proprio la forza peso e noi chiameremo questa componente della forza dinamica perché provoca il movimento del corpo lungo il piano inclinato e questa Fn è quella forza normale perpendicolare alla superficie sulla quale slitta il nostro corpo. E se appunto questo scende lungo il piano inclinato avremo anche una forza di attrito che si oppone a questo movimento e che andrà quindi in questa direzione. Allora adesso dobbiamo ancora capire come calcolare Fn e Fd rispetto al peso. Qui ho ridisegnato la stessa cosa ingrandita. Se voi notate, questo triangolo è simile a questo triangolo grande, è solo questo ribaltato così. E quindi è abbastanza chiaro che l'angolo alfa che abbiamo qua andrà a finire qua. Prendiamo questo, lo mettiamo così e vediamo che l'angolo alfa è quello. Ok, adesso possiamo quindi scrivere il seno e il coseno dentro questo triangolo. Quindi seno di alfa è uguale a lato opposto, che è questo, che è uguale a FD, fratto l'ipotenusa, che è la forza peso. E coseno di alfa è il cateto adiacente, quindi Fn, fratto sempre l'ipotenusa che qui è il peso. Adesso noi sappiamo che il peso è uguale massa per accelerazione di gravità, il peso è uguale a mg e anche entrambe le equazioni le moltiplichiamo con P. Quindi troviamo qui, se noi moltiplichiamo qua con P, abbiamo P per seno alfa che sarebbe mg seno alfa. E qua cosa ci rimane? Fd, la componente di forza dinamica, posso anche metterla da questo lato. Ok, anche questa equazione moltiplichiamo con P, il peso, e va a finire qua, mg coseno alfa. E qui cosa rimane? Se moltiplichiamo con P rimane la forza perpendicolare alla superficie. Ok. Abbiamo trovato le due componenti. Adesso la forza di attrito a cosa è uguale? La forza di attrito è sempre la componente perpendicolare alla superficie moltiplicata con il coefficiente di attrito, il coefficiente di attrito mu per la forza perpendicolare e quindi abbiamo mu mg coseno di alfa.
e quindi possiamo scrivere finalmente la condizione di movimento di questo corpo lungo il piano inclinato, perché il corpo verrà tirato giù dalla forza Fd e verrà trattenuto dalla forza di attrito. Quindi quanto sarà la risultante in direzione parallela al piano inclinato? La risultante sarà Fd meno Fa. Questa è la forza risultante che tira giù il nostro corpo. Quindi, secondo la seconda legge di Newton, la risultante della forza è uguale a massa per accelerazione. Ok, può anche succedere che si muova, o che stia fermo o che si muova di moto rettilineo uniforme. In quel caso l'accelerazione è 0. In quel caso Fd uguale a Fa, perché Fd meno Fa sarebbe 0 in quel caso. Comunque possiamo anche scriverlo più per esteso. Allora Fd è mg seno alfa meno, dobbiamo scrivere la forza di attrito, mu mg coseno di alfa, e questo è uguale a m per a. Come vedete m compare in tutti i termini, quindi possiamo dividere l'intera equazione con m e quindi si semplifica. L'accelerazione con la quale cade lungo il piano inclinato non dipende dalla massa. Abbiamo scoperto questo. Insomma, si può utilizzare tutto questo per fare vari esercizi. Da notare ancora una cosa, come anche abbastanza intuitivamente si può capire: se l'angolo alfa è minore di 45 gradi è più grande la forza che ci tiene ancorati al suolo della forza che ci tira lungo il piano inclinato. Se l'angolo è esattamente 45 gradi, queste due forze sono uguali. La forza che ci tiene al suolo è uguale a quella che ci tira giù lungo il piano inclinato. Se invece l'angolo alfa è maggiore di 45 gradi, è più grande la forza che ci tira giù di quella che ci tiene attaccati al suolo. Cioè, queste due insieme sostituiscono la forza peso. Proprio questo è il significato di mettere una risultante al posto di due forze, oppure l'opposto, come abbiamo fatto qui. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.